lo showman Max Bunny. La 20th Century Fox e Tele No Comment Italia presentano Signore e signori, ho il piacere di presentarvi Max Bunny. Applauso, grazie, applauso. Prova, 1, 2, 3, prova, sì, prova, 1, 2, 3, prova, sì, prova. Si sente? Sì. Basta la base, grazie. Ok, scusate, prendo le scuse io per tutti. Noi arriviamo da Varese, ci abbiamo messo 3 ore e mezza. 3 ore e mezza per colpa del navigatore ci ha fatto fare tutti i paesi, Novi Ligure, tranne Novi Ligure, tutti i paesi vicini e siamo arrivati 5 minuti fa. Quindi chiediamo scusa, cambieremo il navigatore, anzi farei un applauso a Maurizio Castiglioni che è il suo navigatore, quindi faremo una colletta tutti assieme e compreremo il navigatore a Maurizio. No, detto questo mi presento, sono qua solo a farvi un saluto, ci tenevo a venire qua, questa serata comunque molto importante, però lo dico subito, una cosa che mi dà un enorme fastidio, che tutti mi dicono durante le mie serate: Max, tu sei un grande mago, sei bravissimo, ci hai fatto morire da ridere, però secondo noi nei tuoi esperimenti tu sei d'accordo con il pubblico, nel senso che se dovessi fare una scelta del tipo, lei si chiama signora? È viva o no? Signora, sveglia, ciao. Signora, mi guardi in faccia. Quante sono queste? 3, bravo. Signora, come si chiama? Russo Rosa. Vuol dire anche codice fiscale o no? Se io dovessi dire Russo Rosa, venga sul palco, potrebbe essere che in qualche modo io e la signora Rosa siamo messi d'accordo prima che iniziasse lo spettacolo. Se faccio una scelta del tipo tu che sei più alto di tutti, come ti chiami? Ma avete bevuto o siete così? Allora, no, perché tu è pericoloso. Allora, come ti chiami? Se io dovessi dire Maurizio, scegli un numero tra 1 e 5, vai. Non farò spiritoso, di un numero da 1 a 5. 4. 1, 2, 3 e 4. Anche con questo sistema posso portare la scelta su una persona con le quali mi sono messo d'accordo prima che iniziasse la serata. Per sfatare anche più scelte, sono l'unico al mondo che ha un suo sistema per scegliere il pubblico, quindi sono unico in tutto il mondo ed è questo qua. Oh signore, attenzione, io tirerò questa sassata in mezzo alla gente, allora attenzione. Tipo acqua di mare, quindi attenzione, pam pam, le prime 2 teste non le valutiamo, il terzo botto, quindi quello forte, sarà la persona che mi accompagnerà nel mio primo pezzo di magia, ok? Quindi ricapitolo, vado, tanta, pam, il terzo botto, la persona prima sarà quella che verrà a fare l'esperimento di magia con me, ok? No, premetto, è successo in qualche serata che la persona presa non se la senta di venire sul palco. In questo caso sarà la persona più vicina alla sua destra, ok? Vado? No, non sono così stupido, lo faccio senza guardare, attenzione signori. La classica che del sasso di polistirolo, bene. No, è caduto però. L'ho preso in testa. L'ultima volta abbiamo finito la serata, tutta bella, a un certo punto la gente è andata via, c'è rimasto uno appoggiato sulla panchina, è stato 4 ore, poi abbiamo capito che avevamo preso in testa. No, ho detto, io stavo scherzando, adesso vi chiamerò io sul palco, quindi mi vuoi mettere la base? Base numero 2, via, base! Base! Ma allora, ma fumano anche i tecnici o? Basta la base, allora, ferma la base, allora, la prima donna che prende la palla in mano, no, la donna, ragazzi, guardami, donna vuol dire, allora, ascolta, ho capito che sei una donna, ti incazzare, in realtà lì la palla, mica colpa mia, devi dare la palla alla prima donna che ti può piacere, o ragazza, no, deve essere maggiorenne, piano, bambino, calcola che chiudiamo mezzanotte, dai, una donna, sesso femminile. Chi è? Oh, bene signora, si alzi in piedi gentilmente, grazie. Ah, scusi, sei già in piedi, non la vedevo, se non mi perdoni. Allora, il tuo nome?
Serena, pensa a un colore che vuoi, ok? Vai! Proprio uno di questi tre qua, diciamo, va bene. Beh, i giochi li faccio io, non vengo a dire cosa devi fare in ufficio, ok? Allora, attenzione, farò una previsione col pennarello, ci sei? Vado? Ok, via. Serena, ci sono qua tre colori, ok? Io ho fatto una previsione col pennarello, sono qua tre colori. Quali tre colori non ti piace e vuoi che io butti via? Ok. Giallo. Giallo. Ho capito, ragazzo, il mago in rarissime occasioni dà la possibilità al pubblico di cambiare il colore se vuoi. Lo cambi? No. Quindi il giallo lo butto via, sicura? Vado? Sono rimasti due colori, quale dei due non ti piace? Verde. Il Verde. verde lo buttiamo via? Vado? Io e te ci conosciamo? No. La palla poteva andare a chiunque della piazza, giusto? È andata in mano a te perché il bambino ti ha dato in mano a te. Sai che prima che iniziasse l'esperimento ho fatto una previsione col pennarello. Ci chiedi la mia previsione esatta? Vediamo. Grazie per la stima, ti faccio vedere. La mia previsione è esatta, guarda. È esatta. No, a me questa applauso la pirla mi piace proprio. Vuoi sbattere la palla con due mani? Sbatti la palla con due mani. Sbattila. Era scritto esatta. Sbatti la palla con due mani. No, ma io uno sano non c'è. Oh, panata! Allora, dai la palla. Guarda che vieni qua, guarda il labiale. Sbatti la palla con le due mani. Senti che c'entra qualcosa? Senti, sbatti? Senti? Portami la palla, un bel applauso, vieni sul palco, applauso, vieni! Attenzione signori, la ragazza ha avuto la palla in mano dall'inizio dello spettacolo, non l'ha mai mollata, giusto? È arrivata la palla in mano. Hai mai mollato la palla? No, attenzione, non l'ha mai mollata, l'ha sempre avuta in mano, attenzione, vieni! Che colore hai scelto? Il? Rosso? Se ci fosse il rosso qua dentro siamo davanti a un grande evento, giusto? Vieni qua, vai di qua, rilassa un po' il cervello, vieni qua, attenzione, tieni questo spunzone, io so cosa vorresti fare, ok? Al mio 3 bucherà il pallone e incredibilmente uscirà il nastro che tu hai scelto. Ci vedi bene o... Ok, attenzione, tieni così. Signore, guardami, rilassa, tranquillo, non stai tranquillo. Sì, stai calmo. Pronta, al mio 3 bucherà il pallone. Signore, è incredibile, poteva scegliere il verde. Poteva scegliere il rosso, non l'ha voluto, no, poteva scegliere il rosso, l'hai voluto, ti ho detto lo vuoi cambiare, ho detto no, voglio il rosso, signore incredibile, al mio 3 dai un colpettino piano piano, 1, 2, 3. Signori, il rosso! C'è qualche fidanzato? Chi è? Puoi andare a fare un giro a Tortona, grazie che... No, siccome però, allora, come ti chiami tu? Visto che siete... Marco! Un applauso a Marco, vieni anche te Marco sul palco, quindi faccio una bella coppia sul palco. Allora, farò un esperimento, un gioco con le carte, ok? Te, scegli una carta, l'hai capita, cioè nel senso le carte igieniche. L'ha capita anche quello con il sasso in testa, l'ho visto. Dov'è? Ah, eccolo qua. Marco, tu sei fidanzato, giusto? Con la signora, Da quanti anni? 11. E tu? Con lui? 11. No, perché a volte si fanno delle gaffe un po', capito? Signori, un mazzo di carte, attenzione, il classico mazzo di carte, ok? Vuoi controllarlo per sicurezza? Ok, Iniziamo a fidarci, ok? Un mazzo di carte, signore, ve lo faccio dal vivo con le luci. Prendi questo mazzo, guardami e conta 10 carte ad alta voce sulla mia mano sinistra, vai! Alta voce, vai! 2, piano, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carte, dai il mazzo in mano a lei. Bravissima, 10 carte. Conta 10 carte ad alta voce sulla mia mano destra, vai, piano piano. Bravissima, brava, complimenti. Ottimo tocco, brava. Che mano fatata che hai. 10. Appoggia pure se vuoi le carte nella valigia. Sì, anche lì va benissimo la valigetta. Aprite, fate un passo verso il vostro lato destro. Se parete il signore col sassato che ho preso più interessante. Allora, aprite le vostre mani destre. Tu e 10, vai, chiudi con la sinistra. Le tue 10 chiudi con la sinistra.
Signori, per voi di Novi Ligure, per voi dal vivo, quindi ve lo faccio da vicino, farò passare 3 carte visibilmente da un essere umano uomo a un essere umano donna. Vai lì e alza le mani al cielo e preghiamo. Signori, prima carta, stringi forte. Lo dico per quelli che sono lontani, io non uso attrezzatura, non uso fili assolutamente, signori, non c'è niente dietro, guardate, non c'è niente dietro, signori, e non c'è niente neanche qua davanti, ok? Quindi siamo sicuramente... Signori, silenzio per cortesia. Stringi forte, prima carta, via! Prima carta, vediamo. Signora, lei si chiama? Deborah, la vede? No. Signore, attenzione, prima carta, guardate, via, la carta va, la carta gira per tutta Novi Ligure, si perde come noi col navigatore, fa tutti i paesi attorno, ti vede, dice ma che bella ragazza, e viene verso di te, la carta si impenna, il mio 3, prendi la prima carta, 1, 2 e 3, vai, prendi, fai finta di prenderla, brava, prima. Signori, seconda carta, stringi forte. Siamo rimasti al pranzo di Natale un po', Fermo, stringi. Seconda carta, attenzione. Seconda carta. Vediamo un altro. Tu, ti chiami? Fabio. La vedi Fabio? No. No. Signori, seconda carta, via. La carta va, la carta gira per tutti i paesi attorno. Arriva a Novi Ligure, ti vede, dice che bella ragazza, ti punta, si impenna, va verso di te, al mio 3, prendila, 1, 2, 3, vai. Signori, seconda carta. Terza e ultima carta. Stringi molto forte, grazie. Attenzione, signori, l'ultima carta. Ok, vediamo uno sveglio. Cavolo, trovo uno sveglio. Sì, il bambino, tu bravo. Come ti chiami? Luca, la vedi? Bravo. Luca, terza carta, guardala bene, la lancio, gira per tutti i paesi, gira per Novi Ligure, vede lei, la carta si impenna, ti riguarda, dice, ora arriverò verso di te, ora attenzione, è la terza e ultima carta, è il tuo momento sul palco di Novi Ligure, inventati una presa molto teatrale e tutti loro ti faranno un grandissimo applauso. La carta sta arrivando, è il tuo momento, 1, 2, 3. Non so chi ti dà la roba, ma è tagliata male, Vediamo se l'esperimento è venuto. Conta le tue 10 carte ad alta voce sulla mia mano sinistra, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conta le tue 10, non è che sono un pirla, conta le tue 10, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grazie! Pippo Candy Show, quindi pensate quanta strada ha fatto, signori. Vorrei che accoglieste con un applauso fortissimo e immenso il grande Antonio D'Ausilio. Un applauso a Benny, grazie Benny. Buonasera a tutti, entusiasmo, facciamo un applauso all'ingresso, però fate finta che mi volete bene. Buonasera! Adesso sì. Che bello, cioè io sono emozionato stare nel paesino del mio capocomico, io se lo devo dire a Claudiuccio, che devo dire è bello proprio, io farei proprio un applauso a Novi Ligure proprio per la bellezza e anche ai ragazzi di Ascolta l'Africa, perché cioè vedete, mi hanno detto noi parliamo di Africa, vieni tu che sei napoletano che solo tu puoi portare bene il messaggio. Parlano, ci ascolta, però hanno le magliette verdi, per un napoletano con la maglietta verde fa un po' impressione, però sono bravissime persone, pure Dante, un applauso a Dante, presidente, questo nome così letterato. E che dire, io proprio per non dare l'impressione, tanto mi raccomando, non dare l'impressione napoletano guitto, basso, eccetera, io volevo iniziare lo spettacolo con, diciamo, con un certo spessore culturale. Come comico non voglio ignorare il momento storico e ufficialmente, perlomeno per la prima volta, come comico vi posso spiegare, a proposito anche dell'Africa, della difficoltà e di tutto, come si è creata la crisi economica, perché almeno adesso io l'ho capito. Ve lo posso dire perché pure io fino adesso non l'avevo, me l'ha spiegato mio cugino, a cui è successa una tragedia, non so se è anche delicato dirlo, insomma è stato nominato consigliere comunale, lo so, non è una cosa bella, avremmo preferito che diventava direttamente pregiudicato, ma tant'è che lui me l'ha spiegato e io perlomeno questa sera posso iniziare lo spettacolo spiegandovi con una barzellettina esemplificativa del momento storico. Mi ha spiegato come si è creato il debito pubblico. Innanzitutto si è creato a Napoli, perché noi quando si tratta di disgrazie ci piace stare all'avanguardia, no?
si è creato nell'ufficio dei lavori pubblici di Napoli e c'era il responsabile dei lavori pubblici che doveva dipingere la parete di uno stabile e si è affidato rispettivamente a 3 ditte, una ditta di Milano, una ditta di Roma e una ditta di Napoli. Ha detto il responsabile, diciamo, di Napoli, ha detto scusami, vicino al responsabile della ditta di Milano, ha detto scusami, quanto costa dipingere la parete di uno stabile? Allora il responsabile della ditta di Milano, sapete, qua al nord, voi siete del nord, capite, sono precisi, ha detto guarda, ascolta, ha fatto, considerando che la vernice è MyPay, c'è l'IVA al 22, forse anche al 23, meno di 3.000 euro non si può. Dice vabbè, sei così carino a dirlo, chiama il responsabile della ditta di Roma e dice scusami, quanto costa dipingere la parete dello stabile? Allora il responsabile della ditta di Roma dice guarda, considerando il costo degli operai e la crisi attuale che ci attanaglia, meno di 6.000 euro non si può. Vabbè, chiama infine il responsabile della ditta di Napoli e dice scusami, quanto costa dipingere la parete dello stabile? Allora il responsabile della ditta di Napoli dice sono 9.000 euro. Allora il responsabile del comune di Napoli si incazza e dice ma perché ci dobbiamo far sempre riconoscere? Mi devi spiegare perché 9.000 euro? Ma me, mo te lo spiego io. 3.000 euro te pigli tu. 3.000 euro mi pigli io. E 3.000 ci da macchina lo strunzo di Milano può pittare la stanza. E con questo meccanismo siamo arrivati a questo, che poi io vi do una notizia, voi che siete nordici, io sono andato a Londra e a Londra, fuori dall'Italia, tutta questa differenza nord-sud non la fanno. Io mi sono imbattuto in un classico tassista indiano, no? Perché poi là i tassisti sono tutti indiani, appena mi ha visto il tassista indiano ha fatto italiano! Ho fatto sì, italiano! Italiano! Ho fatto sì, italiano! Conosci Dante? Vabbè, questo è Dante, ho detto sì, sono italiano, l'ha fatto l'indiano, ha fatto io sono, ma che c'è stato? Si stanno aggredendo i bambini, poi dici che Novi Ligure è un paese tranquillo. Sentivo le urli, ha fatto sei italiano, ha fatto sì, ha fatto l'India, ha fatto io sono innamorato dell'Italia, ha fatto l'India, ha fatto l'Italia, ha fatto l'India, ha fatto il mio paese preferito, ha detto il mio sogno è andare con la gondola sul Vesuvio a vedere il Colosseo. Io gli ho detto che in un'ora non ce l'avrebbe mai fatta, ma all'indiano non se allora l'Italia gli piaceva tutto, lui schifava solo i pakistani. Mi ha fatto una domanda che da italiano mi ha messo in imbarazzo, ha detto tu che sei italiano d'Italia, qual è il paese che voi italiani schifate di più in assoluto, che solo pensandovi in guerra vi fa sentire una nazione sola? Io ci ho pensato e non ci ho avuto il coraggio di dire all'indiano che noi italiani non abbiamo il tempo di schifare gli altri perché siamo troppo impegnati a schifarci tra di noi. No, lo so, non è una cosa bella, ma non è colpa mia se pensate la Toscana, patria della nostra lingua, paese civilissimo. Eppure là che succede? Che Lucca schifa Pisa, mo stanno a pochi chilometri, ma bambini a 3 anni sono educati a principi come è meglio morte in casa che un pisano all'uscio. Pisa che schifa Firenze, se la merda fosse olio Firenze lei sarebbe un tesoro. Firenze che schifa la provincia, Prato, Sesta e Campi, Dio li fece, ma buttò gli stammi, andate di Firenze, i guelfi contro i belli, andate i guelfi, i guelfi bianchi, andate i guelfi, alla contraria il guscio e il rione, il vicolo, il palazzo, quello del terzo piano che sputa in testa a quello del primo piano. E che siamo un popolo che la separazione ce l'ha nel sangue, tra un poco pure i globuli rossi mandano a fanculo i globuli bianchi. E che tutta questa separazione in giro, quando un ragazzo come me che si è trasferito, ve lo dico, al nord, ho fatto questa decisione, uno sta un po' in tensione perché ci sta sempre un amico, almeno a Napoli, quando decidi di andare al nord, che ti dice ma che vai a Novi Ligure? Sì. Se riesco col navigatore sì. Dice attenzione al nord, dice sta frase che ti fa già fa, attenzione al nord, è gente fredda, se cadi nessuno ti alza. Wow! E appena sono arrivato a Milano tenevo una paura di cadere. Camminavo sotto un ci saranno i banane a Milano proprio. E tutto, mi sarei aspettato 3 anni che io napoletano appena arrivato a Milano, ma subito mi rubassero il portafoglio. E per un napoletano farsi rubare il portafoglio a Milano, vi assicuro, è una vera mortificazione. La prima cosa che pensi, speriamo che non lo vengano a sapere a casa, se non faccio una figura di merda. Eppure il carabiniere, quando ho fatto la denuncia, non
non ci credeva, ma ha fatto in quell'accento che ho scoperto tipicamente milanese, ha fatto ma come una puttana fa rubo portafoglio a Milano. Gli ho detto che vi devo dire, sono arrivato qua, mi sono rilassato. Ma se lei veniva da Napoli, non è che i malviventi l'abbiano già seguito da Napoli? E che mano seguita a fare a Milano per il progetto Erasmus? Non ho capito. E poi non ho capito, ho detto per forza napoletani, non ho capito. Chi ha detto? No, non lo sappiamo. Possono anche essere di Avellino, Benevento, Caserta, Tor del Greco, la Campania, voi ne fuoriusciti, ma pure ammettete, come dice lei, che il portafoglio le è stato sottratto a Mileno. Mi guardi negli occhi e mi dica sinceramente, dai, il portafoglio sudetto è stato sempre il suo. Lo può dimostrare, vedete che c'ho l'atto di nascita del portafoglio. Mi ricordo che era di pelle nera non molto grande di Ermenegildo Zegna, ecco, appunto scrivete il sottoscritto da Ausilio Antonio confessa che il portafoglio in realtà al principio apparteneva a tale Ermenegildo Zegna. È uno stilista, non significa niente. Il portafoglio non va sottratto a prescindere dal mestiere della vittima, ma partiamo dal principio. Poi come che lei sottraesse il portafoglio, hanno dato una circostanza che facesse pure la possibile consumazione reale. Ho detto scusate, potete parlare meno milanese perché non vi capisco. Poco prima che lei sottraessero il portafoglio presente, hanno dato qualche circostanza futura ma dal presente, che lei faceva supporre in futuro ma dal presente la sottrazione futura del portafoglio. Ho detto ma che mi ci fate riflettere? Sull'oroscopo stava scritto Leone, possibile giornata di merda. Intanto devo dire che sono emozionata ad esibirmi qua perché intanto io questa sera volevo, visto che si parla di solidarietà, mi piaceva contaminare, fare questo esperimento insieme a voi, mischiare la poesia con la comicità, perché non sono due cose diverse, sono due arti gemelle e volevo farlo con una poesia che è attinente al lavoro che fanno i ragazzi. Qua si parla di Ascolta l'Africa, è una poesia bellissima di un poeta siciliano che si chiama Ignazio Buttitta e diciamo in realtà è una poesia che già il titolo è bellissimo, si dice non mi lasciare solo, perché in realtà è strano, più ci sono soldi, più c'è ricchezza, più si diventa egoisti. Mi ricordo che ero povero, cioè sempre sono stato povero, però mi ricordo che stavo a Napoli ed ero un continuo a casa di mia madre. Antonio, ma vedi un attimo se la signora a fianco tiene un po' di pane. Antonio, ma vedi un attimo se la signora a fianco tiene un po' di vino. Antonio, vedi un attimo se tiene una catena, una bottiglia. Una volta fu proprio la signora a fianco a dire scusate, ma perché non vi trasferite a casa nostra? Voi non vedete niente. E invece a Milano, con questo fatto della privacy, se conosco le vicende del palazzo è solo ed esclusivamente perché le pareti dell'appartamento sono sottili, allora sento tutto. Allora sento sempre che la signora a Milano si litiga col signore a Milano e quando si litigano a Milano già fanno paura nella voce, fanno Giulio! Quante volte te l'ho detto? Le scarpe non si lasciano in cucina! Ma si sente così chiaro che certe volte c'ho il dubbio, te che lo lasciate io? Ma l'altra volta ho beccato il signor Giro sotto al palazzo, ha fatto venga, Africa! La plastica si butta solo il lunedì! E io non sapendo come ribattere ho detto però pure voi, signor Giro, le scarpe non si lasciano in cucina! Avanti! La faccio prima in italiano, fa così, fa ascoltami, guarda com'è bello, parlo a te stasera e mi sembra di parlare al mondo, ti voglio dire di non lasciarmi solo in questa strada lunga che i giorni corti e non finisce mai, c'è la vita, da soli non si fa niente, ma la capacità di condividere non è nata, va educata. Io stesso mi sono reso conto che non ero abituato quando per ragioni di lavoro mi sono dovuto trasferire a Roma e ho preso possesso del classico, del tipico appartamento romano. C'è il classico appartamento romano, c'è un monolocale tagliato a bilocale, fittato in trilocale, impegnato a quinti locale, eravamo proprio 5 ragazzi e una ragazza, e quella che rompeva il cazzo la ragazza, che pur essendo unica la ragazza ha una capacità di invadenza degli spazi triplicata rispetto a noi, innanzitutto perché è dotato di una scatola magica, la trousse, che secondo me è fatta di una sostanza particolare perché appena arrivi in bagno si espande sta cosa. Ma poi avevo tante di quelle scarpe che dicevo Maria, ma com'è concepibile solo l'idea di avere tutte queste scarpe? Non è normale, Leanto, ti prego, Anto, ti prego. Calcola che ho tutte ste scarpe perché le devo accoppiare ai vestiti. Gli ho detto lo so, ma evidentemente si accoppiano pure tra di loro di notte.
fai qualcosa, prendi un anticongestionale per le scarpe, una pillola, sterilizziamo gli stivaletti neri, sono terribili. Solo l'altra sera ne mi sono incinto 4 polacchine, facciamo... E mentre le scarpe si moltiplicavano il cibo si riduceva, sulle prime facevo tutto con la panna, spaghetti con la panna, trofi con la panna, insalata con la panna, riso con la panna, ho fatto la faccia della panna. Pure i tortellini mi imploravano, Tonino, almeno una volta, facci morire nel brodo. Poi passiamo alla fase successiva, il cibo surgelato, che però pur sempre ha bisogno di un tempo di scongelamento, quindi a questo punto pensai, mi do al cibo in scatola, all'insalata in busta, poi mi domandai i piatti, chi li lava? E arrivai allo stato terminale, prendevo la scatoletta, la buttavo nell'insalata e mangiavo nella busta. Mi facevo schifo da solo, mangiavo così male che un giorno pure il pagliaccio del McDonald's mi sputò in faccia e disse: Tony, io mangio una merda ma tu stai esagerando proprio. Proseguo dicendo, ti voglio dire che, quando è bella sta frase, ti voglio dire che 4 occhi vedono meglio, che milioni di occhi vedono più lontano. Ti voglio dire che il peso diviso sulle spalle diventa leggero. Ti voglio dire che se tu ti appoggi a me e io mi appoggio a te non possiamo mai cadere. E qua c'è un'espressione bellissima, dice: manco solo fortunato c'ha secutana a vintari, cioè nemmeno se la bufera ci investe col vento. Alcune volte mi dicono: ma perché mi devo emozionare se io il dialetto non lo capisco? E molte volte io rispondo: ma perché quando uno canta in inglese tu lo capisci? Io per anni ho cantato canzoni come No one shock zic me. No one shock. Quando mi hanno spiegato che significa a me non mi piacciono gli uomini col membro piccolo, io mo sotto la doccia canto solo New York, New York. Lo senti più sicuro, no? Anche perché io preferisco, lo dico, ma che sia del nord e che sia del sud, preferisco il dialetto, lo diceva pure il mio amico prima Maurizio, il dialetto è verità. Il dialetto è verità, diciamo l'italiano costretto, mi ricorda un po' mio zio di Napoli quando cerca di raccontare una barzelletta a mio zio di Milano. Io lo dico dall'inizio, dico si chiama zio Gaetà, dico zio Gaetà italianizzata, se no lo zio di Milano non vi capisce, state zitti, si capisce. Zio italianizzato alla barzelletta, se non lo zio è di Milano non vi capisce, state zitti, si capisce. Lorenzo, look me! È di Milano, non è straniero. Senti, se mi capisci Lorenzo? Allora, io rido perché già penso al finale. Allora c'è un francese, un tedesco e un napoletano, si dice così in italiano, no? Tutte e tre loro vanno due boschi che ognuno è rosa a casa, va bene? Chi lei sta gli dica che dice come la che allora gli spunetti, ma come cazzo vai? Allora gli spunetti, come vai? Scusa Gaetano, ma non l'ho capita. È normale, su struzzo me l'ha fatto fare in italiano. No, lo dico, dice, poi la poesia prosegue, dice, bellissimo sta metà, dice: gli uccelli volano a stormo, cantano a stormo, il canto solo è un lamento che muore nell'aria. Dice: non abbassare gli occhi, ti voglio amico a tavola e non è vero mai che tu sei diverso da me, che allungo le braccia e ti chiamo fratello. Guardate che bellezza, no? Che poi in realtà, cioè, a me mi piace sfogarmi, dico in generale, avere questa cosa, fare la poesia, perché non sempre ho la possibilità di esibirmi in contesti di siffatto livello, perché anche per campare io non, lo confesso, non ho disegnato di esibirmi anche in matrimoni, battesimi, cresimi di gente pregiudicata, condannate, arresti domiciliari, e vi assicuro non è un pubblico facile. Un amico mio mago ha passato una brutta mezz'ora, non la mente, come si dice, sempre il mago che fa sparire uno del pubblico. Là invece ve lo giuro è stato proprio uno del pubblico che ha fatto sparire il mago. Ora vai. Stavo dicendo che il pubblico era bello, pensa che sfortuna che... che è successo? Colpa mia! E che ti è successo? C'è troppa gente, io sono timido! Tu sei timido, però rumbo pazzo. No, dico... Un applauso al Signore che è la ciliegina sulla torta al momento qui. Puoi fare una canzone, qualcosa? No, chi ti paga? Io non tengo niente, purtroppo è veramente mi è chiappato in un momento di difficoltà. La cosa bella è che tu tieni la voce più potente di me che tengo un microfono, come è possibile? Perché ti amo tanto! Tu sei hai voluto un'altra mezz'ora di repertorio o te la porti via? Ah, è poi una famiglia! Di? Aglio e cipolla è la cosa più logica che hai detto fino adesso. Sì, sì. Un aglio e cipolla, signore, un applauso che...
vi dicevo, il pubblico di una certa difficoltà e il Signore mi ha punito. Perché questo? Perché io fino adesso l'unica difficoltà che ho avuto quando andavo a fare, a parte molo, agli e cipolle, l'unica difficoltà che ho avuto è che quando ho fatto delle serate al nord, dicevo al sud ti può capitare di tutto, cioè, perché tu provi c'è qua questo agli e cipolle, una persona veramente della tranquillità, ma tu provi a far ridere un festeggiato che altri che agli e cipolle, viene vicino e fa: tu sei comico, facci ridere, no? Fammi ridere, no? Il comico di Colorado, no? Facci ridere, comico di Colorado, no? Fammi il comico Colorado. Dico, siete gentilissimo, anche gradevole, anche senza agli e cipolle, ma io non ho mai fatto Colorado, io ho fatto Zelig. Che hai fatto tu? Scusate, a voi che vi piace? Colorado, allora ci ho fatto Colorado. Racconta barzelletta, parole troppo, barzelletta 0, parole 10, barzelletta 0, racconta barzelletta, momento, barzelletta, momento. Sentite questi se vi piace. Allora, questo è carino. Ci sono 2 carabinieri, non faccio in tempo a finire, si sputa il ristorante. Porca puttana, i carabinieri! Fuori! Fuori! Pure gli sposi di zucchero sulla torta sono messi la mano in faccia per non farsi riconoscere. Mentre al nord, che ti può succedere, a parte agli e cipolle, ti può succedere che, io lo dico, ed è successo un'altra volta stasera, arrivi così rilassato che sbagli a impostare il navigatore e ti puoi effettivamente trovare sulla montagna. Io ve lo dico come ragazzo nato a livello del mare, io alla montagna non ero proprio abituato, io l'avevo visto solo a Geo in Geo e già mi faceva paura, quindi immaginate a trovarvi di notte in macchina, abbassare il finestrino e sentire ti viene quasi nostalgia del ristorante che pregiudicate. Una volta la strada era così stretta che dovetti fare manovra in una baita di montagna, quando a un certo punto esce dalla baita un uomo di montagna con la faccia da montagna, la barba da montagna, lo sguardo da montagna che fa: oh! Guarda, faccio lo signore, oh! Chi va là? Dico, Dio mio, ma questo sente l'accento, mi ammazzo. Se avesse impressionato che sono venuto qua sopra a rubargli il rastrello, dico fammi camuffare la voce per un fatto di sicurezza personale, dico state calmi, sono Antonin, e lui, napoletano di merda. Voi napoletani ci avete rubato il lavoro, perché io voglio dire all'imbecille di te, evidentemente se siamo stati noi deve essere caduto a Bologna, perché a Napoli il lavoro non è mai arrivato. Il canto solo è un lamento, questa è una metafora, è bellissima. Il canto solo, guardate bene, è un lamento che muore nell'aria, perché la metafora è importante, C'è gente che la metafora non la sa. Io vi dico questo a proposito di questo, perché la verità è che noi siamo già divisi all'interno della famiglia, diciamo la verità. Io dico questo perché c'è una famiglia emigrante da diverse generazioni, anche di una certa nobiltà, no? C'è mio zio Giuseppe di Boston, detto anche Peppo Pork per la sua obesità, mia zia Anna di Baltimora, detta anche Annarella Pecora per la velocità, e ci riuniamo una sola volta all'anno a Natale e ci disponiamo a tavola non secondo un criterio geografico ma secondo un criterio di reddito, ricchi da una parte e poveri dall'altra. Io sto giusto in mezzo fra i ricchi e poveri, vicini ai miei cugini di campagna, no? Per dire, mo capotavola dei facoltosi e zio Renì che viene una sola volta all'anno a Natale, però giusto per mortificare chi sono rimasti a Napoli, no? Quindi mezz'ora per trovare il parcheggio, quindi già arriva agitato Fancini, si fa, non lo so, Napoli è una città di merde, non lo so, le solo d'Italie, la merde. Je ne sais pas que la voiture, rien de parking, je ne sais pas, on ne le sent. Je ne sais pas, que la camola se passe à tout, je ne sais pas. La France est diverse, les grandeurs de la France, nous de la France est diverse, la France, les grandeurs, nous de la France, vive la France, nous de la France, vive la France, vive la France, vive la France, vive la France, les grandeurs de la France, vive la France, nous de la France. Pasqua, tu l'hai sentita a Sarkozy per un parcheggio di merda? La fratta maggiore! Tu sei figlio di Filippa puttana! Se io non davi soldi a tuo padre, per te Marsiglia era solo un sapone, hai capito? No! E la poesia ascoltami, parlo a te stasera e mi pare da parlare un mondo.
Ti voglio dire di non lasciarmi solo in questa strada lunga che gli giorni corti non finisce mai. Ti voglio dire che qua c'è occhi vivono meglio, che maloni di occhi vivono più lontano e che le peso spartute in te spalle diventa leggio. Ti voglio dire che se tu ti appoi a mia e io mi appoi a te non potimi mai cadere, manco solo fortunato ci assicutano avvintati. La certa vola a sbardo cantano, a sbardo lo canto solo il lamento e mori in tall'aria. Non ha calare gli occhi, ti voglio amico a tavola e non è vero mai che tu sei diverso da mia, che t'allungo le braccia e te ti chiamo frate. Buonanotte a tutti! È una poesia, un piccolo omaggio che vogliamo fare io e Antonio a voi stasera. Se mi metti sottofondo, grazie mille. Io vado a prendere la 10 cipolle. Allora, è una cosa seria. Allora, ma chi fa il nostro lavoro, prima di sei sul palco, sei sempre in preda a mille paure. Riusciremo a far ridere, riusciremo a farvi sorridere, riusciremo a catturare la vostra attenzione. Il problema è che nessuno ha la sfera magica, nessuno sa come andrà la serata, però mi ricordo le parole del mio vecchio maestro che verso i fine anni 90 mi diceva: Max, tu guarda la piazza, immagina che in fondo alla piazza ci sia un bambino come lui, e che il costo del tuo biglietto è di 10 euro, ma soprattutto la paghetta di quel bambino è di 10 euro, quindi quel bambino per vedere te ha dato tutto quello che aveva. Ora tu vai sul palco e dai tutto quello che hai per quel bambino. Io devo essere onesto, non so stasera io e Antonio cosa possiamo avervi trasmesso, cosa possiamo avervi comunicato, però credete, di una cosa ne siamo estremamente sicuri, che tutti voi stasera qua a noi due avete dato veramente tanto. Grazie di cuore.